Sono Giuseppe D'Alba, ho 61 anni, risido a Pontecchio Polesine e sono sposato e padre di 2 figli. Mi sono avvicinato alla politica nel 1995 alla nascita del Movimento dell'Ulivo di Romano Prodi. Sono stato consigliere comunale a Pontecchio Polesine, attualmente sono impegnato nel volontariato e in comitati a tutela della salute e dell'ambiente. Sono candidato alla Camera con un centro democratico costituito dall'incontro di Massimo Donadi e Bruno Tabacci e presente nella coalizione di centro-sinistra insieme al PD e a SEL. Per il Polesine io vorrei sviluppare dei processi di ricerca per le attività specifiche del nostro territorio, vale a dire l'agricoltura, la pesca, l'artigianato. Concentrerei soprattutto l'attenzione sulla realizzazione di poli produttivi che si avvalgano di nuove tecnologie nel campo della produzione di energia da fonti non inquinanti e soprattutto anche mi potrei avvalere delle nuove tecnologie, penso per esempio alle nanotecnologie che stanno avendo ruoli importanti in settori specifici della nostra vita. Di cosa ha bisogno l'Italia? Di tantissime cose, ma io credo che in particolare in questo momento abbia bisogno di essere ripulita moralmente, di essere ripulita da ogni forma di inquinamento che ne abbia compromesso il delicato ecosistema, ha bisogno di essere rivalutata per le sue bellezze paesaggistiche e culturali che potrebbero farne riferimento per turismo e conseguente fonte di lavoro e guadagno. Ha bisogno di una grande attenzione al mondo della scuola per lo sviluppo della conoscenza e della ricerca scientifica. Già dalla realizzazione di questi 4 punti l'Italia potrebbe ritrovare a pieno diritto risposte alla crisi occupazionale e ai problemi economici che ne conseguono. Allora, parlare di promesse credo che sia fuori luogo dopo il triste esempio che ha dato la politica in questi ultimi periodi di tempo. Quindi più che di promesse vorrei che chi ci andrà a rappresentare in Parlamento si prendesse l'impegno di rispettare l'articolo 54 della nostra Costituzione, che recita esattamente: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.